Amscin podcast, tutte la musica de golaine musiche furlane fuarte e lis app di chiamà per ascoltarnos col smartphone. www.ondefurlane.eu. Tutte un'altre lingue, tutte un'altre musiche, tutte un'altre rete. Radio Onde Furlane. Alto Monte. Per Furlane. In DDV, un evoglade sugli snovis dai giornali e dei reti, parcure di redazioni giornalistiche. E buondì di Gnuf de bande di Radio Onde Furlane in che scas par l'indi di UE rassegne stampe de nestre emittente che come par solite l'arà avio di imprim lis novis che nus rivin de nestre stampe locale, Jenfri Messaggero Piccolo e Gazzettino, poi dopo invece te seconde parto la rinavio di Atris novis che nus rivin anche dal Forest. Tacchin però come che usisevi fevelante di che son lis novis local gnove di Vergidure dal Messaggero di UE che fevele de manovre finanziarie de nestre regioni in che scas che saresse le modifiche a IRAP, ecco trop che e risparmieranno le aziende de region cultai de IRAP. A dire la verità che si fevelava a mancul dentro dall'articolo interni di che sono lis nuovi aziende che taccaranno a spostarsi dal territorio delle nostre regioni e che per 3 anni se varranno una sorta di tassazione agevolate. Comunque si favela di 2.300 euro sadan per cui cala voto dipendenza fino a 1,2 milioni per le realtà di grandi dimensioni con più di 300 dipendenze. Si ponte appunto a vigni nuove attività contrastante la concorrenza di Austria e Slovenia, che è un po' questa è la nuova di Vergidure e che riguarda proprio la manovre de regione anche mo in discussione, anche mo chiaramente in costruzione rispetto a tutto il resto ed entri appunto te pagine 2 e 3 dal Messaggero Veneto si chiate in che sono un po' lis cifris anche di ciò che succede in base alle aziende al fatturato e al numero di lavoratori in media per ogni azienda. Poi dopo altre questioni si favela di un nuove che riguarda i ghiazzi, in che scas animali domestici pronti a scattare in regione l'obbligo di microchip ai ghiazzi. Di la verità, come non vi si salere sul Gazzettino o là che avveniva dite il contrario, si te pagine internis dal Gazzettino, quindi una roba anche mo di Dutcas chi è di fatto una proposta delle bande di zonte regionali, poi dopo si vedrà se queste robe elarà in devant o se invece si fermerà a chi. Poi dopo, altris questions, per il tai locale si fevele di Sapade, chi Sapade rinuncia alle viaggiature anticipate, si era fevelata di tornare a viaggi in plans de NEF pal prim di dicembre, un annuncio che era stato fatto ai 7 di novembre passato dal canale
social di Facebook di Sapadaski, scusate, là che diceva appunto che l'Ipistis si sarebbe tornati a viaggi al primo di dicembre, in che caso però sa me che le robe non si dilade in puart, più che altri per condizioni meteorologiche dal meteo e probabilmente per mancanza di neve. E tra l'altro nus spiete anche un fin di settimane con temperature in diminuzione e forse arriverà anche un po' di neve anche sulla monte dopo lis primi spitturati di Blanc che ieri avvenuti queste settimane passate. Ande anche altre questioni sul Messaggero. Restini in monta, Tarvis, dai negozianti agli ecologisti, duice quintri dal supermercato, ambientalisti, cittadini e Confcommercio si fanno inquintri ai realizzazione di un nuovo supermercato che è la nuova appunto per ciò che riguarda il comune di Tarvis. Poi dopo altre questioni una che riguarda Udin, per Mittiu dai Cavo si è tornata a sbusare un marchiepita appena ricostruito, una questione che tra l'altro ogni tanto succede in più di qualche comune no dome in che scassa a Udin, l'era succeduta anche in comuni personalmente ho conosciuto di robi succeduti dal genere in Chiarnie, ma anche di dove che sono stato io al Friuli di Miece si finisce magari un marchiepit e poi dopo per magari torna a fare la strada o l'implante des fognis che bisognava di un minimo di manutenzione si torna a spaccadute e poi dopo torna a fare claramente le produzioni è che o avviene un schifecce lavoro o aumenti claramente i costi poi dopo perdute la comunità. Ogni tanto basterebbe anche un minimo di coordinazione perché mi rendo conto che magari dai lavori non vengono in faccia dai comuni ma di altri sensi che non hanno rapporti diretti col comune, però claramente i lavori che poi dopo vanno a spaccare l'asfalto e tornano a metterlo o in che caso il marchiepite claramente e comportano non solo dei disagi ma anche dei costi in più per tutta la collettività. Poi dopo altre questioni in Taialt si fa vele di autovie rispettate ogni norma, la declarazione, il presidente di Autovie interviene sulle richieste, sull'inchiesta dai appalti, questione appunto che come vi darà anche l'IS la rendevano claramente l'IS indagini de bande, de guardie di finanze. E poi dopo si fa vedere anche dal famoso Arbul dat pal Pape par place San Pietro a Roma e valore simbolico di un Arbul sopravvissuto claramente a che è stato il brutto timp che ha la fiscata il Friul timp in daur non tanto timp in daur a dire tutte. Si spostiamo però anche sul piccolo avevo di che sono gli snovis applicati dal Friuli orientale in che caso si fa vele di Trieste asi di Trieste tornin come una volta mituz crocifissi cross disin dal Signor e Grembiui il Consiglio non so se andava dopo la Raiaceri il termine par Furlan Grembiule che si dopravi a Grumal scusate dopo qualche secondo anche le mie memorie storiche di quanto eri frutti di Sea Science mi è venuto a
salvami. Il Consiglio Municipale approva anche il TET dal 30% per i frutti straniers, dai serbs ai protestanti, le comunità chiaramente si lamentano alle discriminatorica, chiaramente si fa vele sorreduti che le problematiche appunto des minorancis anche serbe, giusto per fare un esempio lampante che in più di qualche zona di città e la maggioranza chiaramente un dal 30% in che zone potrebbe essere di un grum penalizzante e chiaramente questi minoranti le vivono come una discriminazione. Poi dopo altri snovis, una che riguarda la legalizzazione di cannabis in che caso si spostina a Monfalcone, primi negozi 100% cannabis a Monfalcone di do cugnadis, in che caso chiaramente si fa vele di che è le cannabe legale, ve ne stai che canda una percentuale di THC che è inferiore a quel che al considere stato italiano anche appunto stupefacente. E tratti sono venuti fuori in più di qualche zone anche a Udin e in altri comuni hanno attaccato a viaggi che negozi che a dire la verità in qualche altro comune da stat italiano vengono comunque in qualche maniera perseguitati, mi sento di doperare che stiermi perché appunto dal punto di vista normativo e legale come per solita sta italiana si fa un po' di confusione, si la seduta alle buine, chiaramente che negozianze vengono robe che dal punto di vista legale e poi vendi perché non è sostanze stupefacenti perché che riguarda le norme, poi dopo chiaramente e vengono però doprati altri sistemi per ciri di bloccare la legalizzazione anche di queste robe. A chi poco tempo in da ora è stato anche un sequestro di canaipe appunto per due giovani che si erano imittuti si rimittuti a produrre canaipe che però erano legali, i limiti di THC erano permittuti, ma intanto tutte le robe gli state sequestrate come si vi darà come per solito. Poi dopo altre questioni si fa vele di gurizia con un par di ignovis, una che riguarda immobili Stella Matutina che è un immobile di arcidiocesi vendute alle IAL, ya che tra l'altro si facevano anche lezioni una volta di università dal Friuli, distaccamento in che scassa a Gurizia. Io personalmente ieri lì dentro a fare lezioni appunto un immobile di proprietà di arcidiocesi. Poi dopo un'altra nuova invece che riguarda la toponomastiche maschiliste a Gurizia, c'è comunque riporta il piccolo 443 vis, dome dis son dedeadis a feminis, una ricerca rivela le schiarte rappresentatività riservate a es feminis appunto enfri la toponomastiche dei Gurizia, citate di Gurizia o Gurizia come che disaresi indica bandis là. E poi dopo invece c'è di mense staranzan siare un'ale de materne a Tregnove che riguarda lis squelis. Si spostin però anche sul Gazzettino avevo di qualche ignove come per solito più ignovis che tocchi nel Mont da Stato Italiano o dal Veneto, autostradis la Diu di Castellucci, ma il numero 1 delle società resterà ai guide di Atlantia o il nuovo interrogatori. La scelta ieri in sud è già prima dal croll del Vigniu dal Puinte Morandi, da poi ieri state congelate, questa è un po' la novità.
poi dopo Gnovis che Tochin appunto il Venit, in tagli alti invece anche il Friul, dietro fronte in regione sui microchip ai Giaz di casa. Ecco qua è un po' gli Gnovis differentis, sempre Gazzettino e Messaggero che scrivono dos robis avonde differentis proprio in prime pagine, per cui vi dare in cui calare son magari te edizione di misdi dal giornale radio, però io di sarei anche fasin un polse musicale tornin di qualche minuto con gli Gnovis che nus arrivin in che scassa dal Forest. In DDV, un'evoglade sugli Gnovis dai giornali e dei re, parcure de redazioni giornalistiche. L'ésser elèctric, sóc aquell que enrampa tant, que para el llamp, que clava el cant, sóc aquell. L'ésser elèctric, sóc aquell que ensuma el fum, que crida el foc, que es fica a l'ull, sóc aquell. L'ésser elèctric. L'ésser elèctric. Que veu la mà, que veu el fons, que veu el món, sóc aquell. L'ésser elèctric, sóc aquell que veu la sal, que veu el suc, que veu l'absurd, sóc aquell. L'ésser elèctric. L'ésser elèctric. Enrampa tant. L'ésser elèctric. Clava el cant. Parellant. L'ésser elèctric. Crida el foc.
DDV, una voglade sugli snovis dai giornali e delle reti, parcure di redazione giornalistica. E tornino in onde per l'IndieDW, rassegne stampe internazionale, l'invio di Desgnovis che nus arrivin dal Forest. Tachin fevelant di che è una ricerche in che scas venude fur dal Atlantic che è fevele in che scas soprattutto ai Stati Uniti chiaramente di che sono le conseguenze dal benestà di chi che fa il dottorato di ricerche che calven considerato clamato anche dai paesi anglosassoni il PhD il dottor appunto di filosofie traduzione di letterale un po' così fatte le buine in che momento. Dutcas la nuove che è l'articolo che al venfur dall'Atlantica al favela un po' di che sono le problematiche dai studenti appunto che hanno voglia di diventare dopo professori universitari dai Stati Uniti e chiaramente d'ogni di un problema che magari ho già sentito ve ne stai che dai debiti perché un gruppo di int dai Stati Uniti anche per fare l'università e chiappe un debit e chiaramente che al succede un gruppo di volte anche per chi che vanno a fare il dottorato di ricerche, ma le robe che vengono disinchiatate fur di questo articolo riguarda soprattutto l'aspetto di salute mentale di chi che vanno a fare i dottorati di ricerche, giusto per fare l'esempio, i ricercatori hanno tenuto sotto controllo 500 persone che stanno facendo il dottorato e di questi il 18% di loro alla esperienze di moderadis a seris di sintomi anche depressione e ansietà, donde anche di una tendenza al suicidio a vonde elevate. Un numero il 18% che è più di 3 volte la medie dai Stati Uniti appunto per questo tipo di problematiche. È una questione quindi a vonde si intende e chiaramente che anda una proporzione a vonde grande. Ogni di che chiaramente si zonti come che usisavi prima i debits il 13% di chi che arriva appunto al dottorato di ricerche e rischiano di avere più di $70.000 di debits di tornare a pagare per loro educazione e tra l'altro queste date vengono stati $70.000 al rischio di raddoppiare tal caso di studenti che andano e fanno in percorso di scienze umane, quindi una questione chiaramente che a tutti anche modi più che seguissero un percorso umanistico in che caso. Sì, chiaramente si favele anche di che sono gli spice, un gruppo bassi anche per lavori che vengono fatti dentro magari dal percorso di studi che però comportano anche un grosso lavoro dal punto di vista proprio mentale, nel senso che uno ha di lavorare un gruppo per ricevere pais un gruppo più bassi di che al che apparesse per dire anche un professore e chiaramente ogni di chi si ha di zontà anche c'è comunque ben gestire dell'accademia che è un po' in tutto il mondo, è un po' un mondo a sé, per ciò che mi riguarda, per ciò che comunque l'hai veduto di ciò che hai studiato.
Nina avviò di anche altri novis però che non scrivin dal Forest, una che non scrivi di Medici Senza Frontiere, che sta finendo il suo intervento di emergenze in province di Sulawesi centrale in Indonesia, per via dai terremoti e dal tsunami che ai 28 di settembre passato ha portato morte e distruzione. Ai 30 di ottobre, ha riferito l'organizzazione, sono stati 2101 morti sicuri, le persone ferite in maniera seria 4.430 volte, 1.373 sono disparite secondo i dati anche delle agenzie di gestione dei disastri indonesiane, e questo è un po' appunto in considerazione dei fini delle operazioni. Medici Senza Frontiere ha inviato anche un ritiro dai volontari, da spove fatte 1000 visitis medicus con tune medie di 16 pazienze di ocrot per ogni miedi. Si spostina di anche altre questioni, un che riguarda il Russia Gate, riguarda un nuovo e poi dopo è stato chiaramente smentito, come cercherei di far capire che è succeduto. Paul Manafort, ex manager delle campagne presidenziali di Donald Trump, ha incontrato in segreto Julian Assange dentro le ambasciate dall'Ecuador a Londra, ma esprime che Wikileaks pubblicasse le emails hackerate dai russi a esponenze dai Democrats dai Stati Uniti. Queste una nuove bombe è state, perché si porta da ora anche dal punto di vista politico, è state rivelate dal Guardian. Secondo il Guardian, i colloqui entre Manafort e Assange sarebbero venuti fuori al 2013, in tal 2015 e in viart dal 2016, poco esprime des elezioni presidenziali, ma Wikileaks è di nedut. Wikileaks ha fatto un tweet che ha detto che questo di avvegnerà riguardata anche il deal che il Guardian l'ha permettuto a un falsificatore seriale di distruggere dal tutto la reputazione dal giornale. Che sta appunto il tweet di Wikileaks, là che si dice pronto a scommettere $1 milione e il chiaffa dal suo direttore sul fatto che Paul Manafort non vedi mai incontrato Julian Assange. In un secondo tweet Wikileaks al bolle appunto questo scoop o manco così declarato e confermato dal reporter Luke Herding, anche il più infami disastri giornalistici di quanto esterna al pubblico i diaris fallati che non erano che i di Hitler, e che appunto una questione che vi arce anche che altre questioni dentro di sé, se effettivamente queste robe avvenute o no, e se il Guardian ha prove claramente a sufficienza per sostenere queste versioni dai fatti, sono chiaramente persone che hanno una fonte primaria o hanno veduto ciò che è succeduto e sono più di una. Chiaramente dicono che in un ambiente come quello del giornalismo anglosassone le questioni vengono di solito frontate con una certa etica, anche in questo caso hanno delle regole ben precise prima di poter viaggi o da una nuove dal genere, come vedremo appunto quali saranno le prossime decisioni, se di bande dal Guardian, se la vuoi di la più in profondità, se di bande di Wikileaks, che intanto ha delineato questi incontri che chiaramente potrebbero essere partire a una sorta di schieramento delle bande di Wikileaks a pro di che è stato il presidente degli Stati Uniti poi dopo eleggiuto Donald Trump, e chiaramente fa interview di
l'email. Poi dopo anche se di una scelta di semplicemente di libertà, come che tante volte su Wikileaks ha dite, che di permette a lui che di avere accesso a informazioni in che scassa anche personali e riservati, anche se come in che scassa vanno chiaramente a toccare anche che sono interessi politics. Sì, spostiamo anche una nuova che riguarda invece la parità di entry homes e femminis, o manco così si può dare lei, e il governo tra l'altro di Slovenia, quindi Cadongia, l'ha nominata una femmina tanche chiaf de fuarcis armadis, prime volte palpiccio il paese dell'Unione Europea. La generale in che scassa è Alenka Ermenk, 55 anni, e chiapparà il suo inchiari tanche chiaf di stat maior sloven di lunghe de cerimonie che si tignerà UE, diventando la unica femmina al vertice militare di un paese dal gruppo de NATO. E con queste nuove io us saluti, us lascio in compagnia del resto di programmazione di Radio Onde Furlane. Un saluto se di bande di Ferdinando Passone che ha curato la parte tecnica e regie, se di bande di Andrea Tomasin che invece dove ascoltate al microfono. Mandi. In DDV, un'evoglade sulle snovis dai giornali e delle parcure delle redazioni giornalistiche. Onde Furlane Spot. Furlans Slovens, la informazione a viers stradis novis. Il novi Matajur su Onde Furlane. Ogni joibe, anno femiesi di binore, gli snovis de slavi furlane contadis ascoltadors da radio. Onde Furlane sul novi Matajur. Una volta al mese, gli snovis dal Friul contadis sul settimanale dei slovens da provincia di Udin. Radio Onde Furlane. Alto Monte. Parcurlane.